Eder. Mac Pallister. Nicola Granieri, 73 anni, ucciso a Trieste, colpo a bruciapelo, oro e Rolex, sparita una scheda dalle telecamere. Nicola Granieri, 73 anni, è stato trovato morto giovedì pomeriggio nel suo appartamento al civico 16 di via Maclig, nel rione San Luigi a Trieste. All'inizio si è ragionato anche su una caduta o su un evento accidentale, ma con il passare delle ore la pista dell'omicidio ha preso corpo. Oggi il fascicolo viene letto come un caso di morte violenta e l'attività investigativa si muove su un impianto da delitto mirato. Il punto di svolta è legato agli esiti medico-legali emersi nelle ricostruzioni di queste ore, che non sono tutte sovrapponibili nei dettagli, ma convergono su un dato. Nicola Granieri sarebbe stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco alla testa. Secondo una versione, lo sparo sarebbe stato esploso alla nuca. Secondo quanto riportato da Telefriuli, citando fonti vicine alle indagini, invece sarebbe un colpo a bruciapelo alla tempia, con una bruciatura compatibile con la distanza ravvicinata. Nella stessa ricostruzione si parla anche di foro di uscita e di un particolare che, se confermato, è pesantissimo. Il proiettile avrebbe terminato la corsa conficcandosi nella televisione. Dentro casa, il quadro non racconta una semplice visita finita male. La stanza dove è stato trovato il corpo risulta descritta come messa a soqquadro, con cassetti e armadi aperti, mentre altre parti dell'abitazione sarebbero apparse più in ordine. È il classico scenario che può significare due cose opposte: una ricerca disperata di qualcosa, oppure una messa in scena per simulare una rapina. Qui entra l'altro elemento centrale: i valori. Dalle testimonianze raccolte e dalle ricostruzioni della stampa locale, in casa Granieri avrebbe custodito un patrimonio enorme tra contanti, oro, gioielli e orologi, con una trentina di Rolex Daytona, citati come ordine di grandezza. Si parla di oltre 1 milione di euro complessivi. La cassaforte sarebbe stata trovata aperta e non completamente svuotata. Un particolare che per chi indaga non spinge automaticamente verso la categoria rapina finita male, perché lascia aperta l'ipotesi di un'azione selettiva, di un obiettivo preciso, oppure di un prelievo solo parziale. Poi c'è la parte tecnologica, che in un caso del genere vale quasi quanto una traccia biologica. Nell'abitazione erano presenti telecamere o dispositivi di sorveglianza e viene riportato che almeno una scheda di memoria sarebbe stata rimossa, con l'effetto evidente di cancellare eventuali riprese utili. Se questo dato venisse confermato in modo pieno, significherebbe una cosa molto chiara. Chi è entrato non ha solo cercato valori, ha cercato anche di spegnere la memoria dei fatti. Sul piano operativo le indagini sono in mano alla squadra mobile della Questura di Trieste con il coordinamento del pubblico ministero Andrea Laganga. Nei primi interventi sul posto sono stati indicati anche l'arrivo della polizia scientifica e il supporto di specialisti, con attività di repertazione proseguita per ore. In una prima ricostruzione, a dare l'allarme sarebbe stato un conoscente preoccupato perché non riusciva più a mettersi in contatto con lui. Sarebbe entrato in casa e avrebbe trovato il corpo, facendo scattare la chiamata ai soccorsi. Un capitolo ancora più inquietante riguarda le tracce esterne all'appartamento. Sono state segnalate macchie strisciate ritenute compatibili con sangue lungo le scale della palazzina, con punti precisi di rinvenimento su corrimano. Sì, muro e anche su una porta a piani superiori rispetto all'ammezzato dove viveva la vittima. È un dettaglio che apre scenari investigativi molto concreti. Come si è mosso l'assassino dopo lo sparo, se si è ferito, se ha trascinato o appoggiato qualcosa, se è passato da una via di fuga interna. C'è infine la domanda che in casi così pesa più del movente generico: chi era davvero Nicola Granieri nel suo quotidiano? Viene descritto come persona attiva nel settore dei compro-oro e nel giro di contanti e preziosi. Nel suo passato compaiono vicende giudiziarie legate a contestazioni di usura, con un esito di assoluzione riportato in ricostruzioni giornalistiche, e viene anche richiamato un precedente per contrabbando di sigarette legato alla rotta con la Slovenia. Sono elementi che non significano automaticamente connessioni dirette col delitto, ma che aiutano a capire perché gli investigatori stiano ascoltando non solo familiari e amici, ma anche conoscenti e persone legate agli affari della vittima. Quanto al silenzio attorno al delitto, alcuni vicini hanno riferito di non aver sentito spari. È un dato che può avere 1000 spiegazioni,
Ma in una delle ricostruzioni compare anche l'ipotesi di un colpo attutito, compatibile con un'arma dotata di silenziatore o con condizioni ambientali che hanno coperto il rumore. Su questo, come su tempi e punto esatto di ingresso del proiettile, la conferma vera sta solo nelle risultanze tecniche depositate, non nei retroscena. Oggi il quadro, messo insieme con tutte le novità, dice questo: una vittima con grandi valori in casa, una morte da arma da fuoco, una casa rovistata ma non svuotata, un sistema di videosorveglianza verosimilmente manomesso, tracce di sangue sulle scale e una rete di contatti da ricostruire. Non è il classico furto improvvisato. Se è stata una rapina, è una rapina fatta da chi sapeva dove mettere le mani. Se non è stata una rapina, allora quel disordine potrebbe essere solo una maschera. E da qui in poi ogni dettaglio diventa decisivo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.